Pace a tutti, benvenuti fratelli, è una gioia essere qui con voi oggi. Volevo condividere con voi un piccolo messaggio. Un messaggio, è un versetto. Grazie. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come Dio vi ha perdonati in Cristo. Per me è una gioia essere qua, è una gioia vedervi, è una gioia stare in fratellanza e quanto è bello e quanto è magnifico vivere la fratellanza con amore e perdono, perché nessuno è meglio di un altro e siamo tutti nella stessa barca, il Signore ce lo ricorda sempre e quindi è bello vedere il nostro fratello come una parte migliore di noi. E vi invito a farlo, vi invito a vivere questo culto, Signore, con gioia, con felicità, abbandonando i vostri pesi, e che veramente il Signore ci benedica insieme e ci incoraggi, ci sostenga l'un l'altro. Il Signore vi benedica. Auguri alle mamme. Sia fresca su di noi, manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Siamo il tuo popolo, Signore. Tuo popolo, Signore, mentre noi preghiamo, ci umiliamo. Mentre noi preghiamo, ci umiliamo. Ad ogni peccato rinunciamo. Ad ogni peccato rinunciamo. Cerchi alla tua faccia e gridiamo. Manda pioggia ancora. Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi, manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco
fresca su di noi, manda pioggia al cuore, spandi il tuo spirito, Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Gloria a te, Signore Santo, 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 Santo. Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino i mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, Re della terra, il Re. Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino i mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, Re della terra, il grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, Re della terra, il Re della terra, il Re della terra, il Re. Alleluia, lode, gloria a te, Signore Santo, sei Signore. L'atmosfera sta cambiando qui, il tuo spirito è presente.
è evidente il tuo potere, il tuo spirito è presente qui, l'atmosfera sta cambiando qui, il tuo spirito è presente. È evidente il tuo potere, il tuo spirito è presente qui. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amore, il tuo amore mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amore mi avvolge. L'atmosfera sta cambiando qui, il tuo spirito è presente, è evidente il tuo potere, il tuo spirito è presente qui. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amore mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amore mi avvolge. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amore mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amore mi avvolge. Riempi, Signore, ogni angolo di questo luogo con la tua presenza, Signore. Riempilo, Signore. Quello che fa la differenza è la tua presenza in mezzo a noi, Signore. Alleluia. Il tuo potere discenda, venga il tuo regno, Alleluia. sia fatta la tua volontà, come nel cielo,
Grazie Signore perché la tua presenza è qui, Signore. Oh Padre, grazie per il tuo amore. Sì, Signore, siamo venuti per ricevere il tuo abbraccio. Fratelli, abbiamo cantato che il tuo potere discenda ora, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come nel cielo. Quanti di voi avete letto nell'Apocalisse come viene adorato Dio? Alleluia. Con quale riverenza e adorazione le creature, gli anziani lodano Dio, si prostrano davanti ai suoi piedi. Alleluia. E sapete, a volte cantiamo delle cose che non riflettiamo su quello che cantiamo. Vogliamo veramente metterci dinanzi alla presenza di Dio con un cuore veramente prostrato, perché ogni cosa ci viene da Lui. Se oggi noi stiamo respirando è per grazia Sua, se oggi siamo qui è per grazia Sua, niente è scontato. Anche se noi diamo tante cose per scontato, dovremmo parlare con la Chiesa perseguitata. Gloria a Dio. Amen, gloria a Dio. Accomodatevi pure, cari del Signore. Gloria a Dio. Desidero ringraziare la Chiesa per gli auguri che ieri mi avete fatto al mio compleanno. Quanti di voi mi avete mandato gli auguri? Io ho sentito vicino, voglio ringraziare il Signore perché mi ha concesso un nuovo anno di vita, quindi lo ringrazio con tutto il cuore. In modo particolare lo ringrazio perché in questo compleanno mi ha fatto vedere che ha messo la sua mano su Deborah, che ha steso la sua potente mano. Quindi voglio ringraziare più il regalo che il Signore mi abbia potuto fare, quello di vedere che avanti, indietro, adesso corre più di me. Amen. Dio è fedele. Quanti riconoscono che Dio è fedele? Abbassate la mano, grazie. Quanti sanno aspettare i tempi di Dio? Quanti sanno aspettare i tempi di Dio? Quanti sanno che Dio ha un tempo per ogni cosa? Amen. Quanto è difficile aspettare i tempi di Dio? Qua tutte le mani alzate, vero o non è vero? Ma Dio non arriva mai in ritardo, Lui è puntuale, amen? Non è come le ferrovie statali, è puntuale. Quindi voglio ringraziare il Signore per quanti stanno frequentando le nostre comunità, la nostra comunità, lo voglio ringraziare anche per gli incontri che si sono tenuti a Padova. Adesso mi sembra che abbiamo terminato, ma si possono riprendere ancora. Cosa dite voi fratelli che siete sempre presenti? Vi fa piacere che veniamo lì a condividere qualcosa della parola di Dio? Abbiamo bisogno di operai nel campo del Signore. Qua ci voleva un grosso amen. Abbiamo bisogno, la messa è grande, ma gli operai sono pochi. Alleluia. Bene, prima di fare la presentazione, perché questa mattina abbiamo la presentazione del piccolino Giovanni, che si chiama come me, anche se mi chiamate Gianni, però volevo far sì che viene Arianna. Ok, che viene Arianna. Può rimanere qua? Ah? Può rimanere qua? Ah sì? Sì. Hai vergogna? È sempre per rimanere qua. Ti devo mantenere? Ok. Allora, cosa si aspetta? Io dal Signore tante cose. Buon compleanno, Pastore Gianni. Grazie. Auguri al nostro Pastore Gianni, che oggi compie gli anni. Ieri. Da Napoli arrivò carico di speranza. Dio la benedisse in abbondanza. Aveva un grande piano per la sua vita, renderlo guida di una comunità colorita. Qui il Signore una moglie le ha dato, Lisa, per lei la più bella del creato. Deborah e Katia sono poi arrivate, 2 figlie da lei tanto amate. Insieme servite la nostra locanda, è così che Dio comanda. Ogni tanto noi ridiamo per gli errori di grammatica che sentiamo. Ma la cosa bella che Dio le ha dato, l'ironia a cui ci ha abituato. La sua Chiesa ha una porta sempre aperta a chi cerca Gesù e le sue gesta.
I suoi genitori ama ricordare i loro insegnamenti nel predicare, unto grandemente di Spirito Santo che la ricopre con un grande manto. È questo che è chiamato a fare, parlare di come Gesù ci può salvare. Della sua Napoli porta il calore, i racconti di grande amore, di una terra che l'ha cresciuta spiritualmente, è normale che le venga sempre in mente. Si cura di noi con tanto affetto, è per noi sempre accetto. La parola di Dio la sua guida in ogni cosa, nella sua vita preziosa. Legato alle sue lodi da bambino, che canta spesso in modo divino. Suona anche la batteria all'occorrenza, sempre pronto ad ogni evenienza. Vogliamo dirle quanto la stimiamo, perché ci dà sempre una mano, ci ascolta nelle nostre richieste e prega per noi incessantemente. Noi fedeli le auguriamo che Dio sia sempre pronto a tenderle la mano, a darci forza spiritualmente, qui e ora e per sempre. La sua Chiesa rifugio in Cristo. Grazie. 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 Gloria a Dio. Siamo onorati di servire il Signore e di servirvi. A volte non lo facciamo bene, ma il Signore sovviene alle nostre debolezze, alle nostre mancanze. Ma possiamo dirvi una cosa, vi amiamo con tutto il cuore, a volte anche quando dobbiamo in qualche modo tirare un po' le orecchie e rimproverare, ma l'ho avuto anch'io. Anch'io ho avuto i miei rimproveri, le mie tiratine di orecchie, ma fanno bene. La parola di Dio dice: la tua bacchetta e la tua verga sono quelli che mi consolano. Amen. L'importante è amare, fare le cose con amore, picchiare con amore. No, non è quello. Possiamo dire le cose, ma dirle con amore. Quindi voglio ringraziare il Signore. Va bene. Poi volevo dirvi anche che, siccome che ci sono due persone in modo particolare che mi hanno chiesto di fare il battesimo, allora io ne approfitterei. Per chi desidera fare il battesimo, noi potremmo iniziare il corso la domenica mattina, arrivare magari un po' prima come abbiamo sempre fatto, in modo che ne approfittiamo per questo e facciamo per più persone magari il battesimo, se no li dobbiamo spostare a settembre, in modo che, cioè settembre, ottobre, in modo che qualcuno si convinca di battezzarsi, ma questo lo deve fare solo il Signore, non lo possiamo fare noi. Però io dico sempre, se tu hai ricevuto Gesù quale Signore e Salvatore nella tua vita, se tu hai creduto che Cristo è morto per te, sei in dovere di fare il battesimo. Cioè devi correre proprio per battezzarti, devi proprio correre e dire: io voglio dare la mia vita al Signore, voglio confessare che Gesù è il mio Signore, alle principati, alle potestà, e quindi puoi entrare adesso. Se ci sono chi desidera a fine culto, me lo potete dire, se no mandatemi un messaggio in modo che io poi la prossima domenica vi dirò come possiamo fare. Portate pazienza se vedete i bambini che corrono di qua, che vedete qui davanti che fanno, portate pazienza, perché crescono nella Chiesa, perché a voi sembra che non ascoltano nulla, ma ascoltano, sono presenti e vedono, sono presenti e ascoltano, ed è importante ascoltare. Inculca nella testa del fanciullo la via che deve seguire e quando sarà grande non si dipartirà da esso. Quello che io ho visto da bambino, da piccolino nella Chiesa, non potrò mai dimenticarmelo, perché ho potuto vedere la manifestazione dell'opera dello Spirito Santo nella Chiesa, in mezzo ai fedeli, nell'opera di Dio. E quello mi ha formato, mi ha fatto crescere nelle vie del Signore. Anche quando mi sono allontanato dalla Chiesa, perché c'è il momento in cui devi fare la tua scelta, c'è il momento in cui farai delle esperienze. Cammina dove ti mena il tuo cuore, vai pure dove il tuo cuore ti mena, ma sappi che in tutte queste cose sarai chiamato in giudizio. Questa mattina voglio proprio parlarvi, con l'aiuto del Signore, delle scelte. Lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore proprio un messaggio questa mattina delle scelte che noi facciamo. Bene, rivolgiamoci alla parola di Dio, gloria a Dio, così come la troviamo scritto. Leggeremo due passi della Scrittura. Uno in Luca, capitolo 17, leggeremo dal 22 al 32, e dopo andremo nell'Antico Testamento, in Giosuè, capitolo 24, dal 14 al 17. Beato chi legge, beato chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica.
Amen. Dice non siate soltanto ascoltatori, ma siate facitori della parola di Dio. A me piacciono gli amen dopo, perché mi danno uno sprono. Sono felice di essere un pentecostale. Nella chiesa pentecostale c'è questa forza, no? Amen, gloria a Dio, perché mi dà uno sprono. Allora, così dice la parola di Dio in Luca, dal 17, dal 22 al 32. Gloria a Dio. Poi disse ai suoi discepoli, verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figliol dell'uomo, ma non lo vedrete. E vi si dirà, ecco qui, eccolo là, non vi andate e non li seguite, perché come il lampo che guizza da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figliol dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. E come venne ai giorni di Noè, così avverrà nei giorni del figliol dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figliol dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sul letto della casa e avrà le sue cose in casa non scenda a prendere, così pure chi sarà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Queste parole vengono pronunciate da Gesù. Gesù cita Lot nell'Antico Testamento e dice ricordatevi della moglie di Lot. E sappiamo il perché, almeno chi ha una minima conoscenza biblica sicuramente saprà. Poi leggiamo in Giosuè dal 24 al 14 al 17, così dice, se avete preso, se no aspetto un attimo, Giosuè dopo il quinto libro, viene Giosuè. Perciò ora temete l'Eterno e servitelo con integrità e fedeltà e togliete via gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto e servite l'Eterno. E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dei che servirono i vostri padri al di là del fiume, o gli dei degli Amorei, nel cui paese voi abitate, ma quando a me, alla mia casa, serviremo l'Eterno. Gloria a Dio, che bella affermazione. Quando a me e alla mia casa noi serviremo l'Eterno. Gesù cita due personaggi dell'Antico Testamento. Cita Noè e cita Lot, che hanno vissuto in due periodi storici completamente differenti. Erano le società che erano differenti. Non so se voi avete notato, e ve lo vorrei far notare, perché a volte certe cose ci sfuggono. Quando parla di Noè, dice le persone mangiavano, sta parlando del tempo in cui venne il diluvio, e dice così avverrà anche quando il Signore tornerà, dice le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano. Ok? Ora, mentre invece quando parla di Lot, i giorni di Lot la gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava ed edificava. Manca qualcosa rispetto ai giorni di Noè. Giorni di Lot c'è una situazione, giorni di Noè c'è un'altra situazione. Che cosa manca? Avete notato? Si ammogliavano, si sposavano. Vi dice niente questo? Che tempo stiamo vivendo noi? Quali sono i nostri tempi? Si ammogliavano?
si sposavano. Dio ha creato il matrimonio. Dio l'ha creato. Nel giardino dell'Eden la prima cosa che il Signore ha fatto è il matrimonio. Ha unito due persone. E si parla di matrimonio. Ora, quando si parla di Lot, chi era Lot? Dovremmo saperlo. Lot è il nipote di Abramo. Cosa fece Abramo? Abramo se lo portò con sé. Suo papà di Lot morì e se lo prese con sé. Tara, il padre di Abramo, se lo portò con sé e Abramo si portò dietro Lot. Lot fece una scelta. Lot stette con Abramo, uscì dal paese dei Caldei, un paese, quando Dio lo chiamò ad Abramo, disse esci fuori dal tuo parentato, e sappiamo che Abramo cosa fece? Lui gli parlò di uscire fuori dal parentato, cioè non doveva portarsi nessun parente. Abramo invece si porta suo nipote Lot. Se lo porta dietro perché lo amava, gli voleva bene, era senza padre, era suo zio, ma in quel tempo lo faceva da padre. Quindi se lo portò dietro con sé. E Lot ha camminato con Abramo e ha visto la benedizione di Abramo. Dio fece delle promesse ad Abramo e gli disse mira il cielo, guarda, e tutte le benedizioni che lui gli aveva dato. Lot usufruiva di queste benedizioni che riceveva Abramo. Fin quando Lot poi diventava, anche lui è diventato un po', grande anche lui, aveva i suoi pastori, aveva le sue pecore che hanno iniziato a litigare fra di loro, tra i pastori di Abramo e i pastori di Lot, e allora a un certo punto Abramo dice ascolta, dobbiamo decidere, facciamo una cosa, tu scegli un luogo, prenditi un posto dove andare e separiamoci perché questa cosa non va bene che litigano, non va bene che questo. E Lot cosa fa? Lot fa una scelta. E allora Lot fa una scelta e la sua scelta è quella di non consultare il Signore. La sua scelta la fa perché lui vede, e quando vede questo posto, è bellissimo quello che la scrittura ci dice. Guardate, leggiamo capitolo 13 della Genesi. Deborah, per favore, se me lo puoi mettere lì, al versetto 10 al versetto 13, perché mi giro e lo leggo con voi Allora Lot si alzò e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta quanta irrigato fino a Tosar. Come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. Lui aveva visto e vedeva davanti a sé un bellissimo posto, ha guardato con gli occhi naturali e ha iniziato a vedere e ha detto io lì starò. Ed è importante, questa mattina che cosa voglio dirvi? Sto parlando delle scelte, forse qualcuno deve fare una scelta. Io ringrazio il Signore, sapete perché? Perché Dio ci ha creati liberi. Ognuno di noi è libero di fare le proprie scelte. Nessuno questa mattina ti ha detto di venire o non venire in chiesa. Ci sono paesi dove non ti dicono che non puoi andare in una chiesa. Ci sono posti dove tu non puoi leggere la Bibbia, non puoi portarla dietro, perché te lo impediscono. Noi per la grazia di Dio abbiamo la libertà e hai la libertà anche nella nostra nazione di sposarti chi vuoi. In altri posti ancora oggi esiste che decidono i genitori. E noi abbiamo visto anche ragazze che vivono in Italia, da quella cultura il padre gli ha tolto la vita, perché non doveva sposare un ragazzo che non era del suo paese. Quindi non aveva la libertà. Dio quando ha creato l'uomo l'ha creato libero. Pensate, nel giardino dell'Eden Dio ha creato libero. L'uomo gli ha detto prendi tutto quello che c'è, puoi prendere ogni cosa. Solo dice dell'albero della vita non toccarlo, non mangiarlo. Perché il diavolo ha detto ad Eva
Dio vi ha detto di non toccarlo. No, Dio non aveva detto di non toccarlo. Dio aveva detto di non mangiarlo. Ed è molto diverso. Però l'aveva creati liberi di scegliere. Questa mattina tu hai avuto la libertà di scegliere di venire qua o stare a casa o andartene in qualche posto, andare in montagna. È una scelta tua personale. Dio non ti ferma, è tua la scelta. E questo è meraviglioso, perché Dio che ha creato ogni cosa poteva creare ognuno di noi come dei robot. Poteva mettere dentro di noi quella cosa, devi camminare in questo modo. No, Dio ha detto cammina pure dove ti mena il tuo cuore, vai, non ti preoccupare. Vai pure, cammina. Nella piena libertà. Il messaggio del Vangelo cos'è? Andate per il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto è già condannato, perché si condanna da solo. Però c'è la piena libertà, la scelta di scegliere o non scegliere e accettare o non accettare. Nessuno ti ha detto che dovevi sposare tuo marito o non dovevi sposare, era l'uomo giusto o non era l'uomo giusto. Su questo potremmo parlare, perché delle scelte sbagliate purtroppo ce ne si accorge dopo. E quante volte ho sentito, pastore, non lo dovevo sposare quello lì. Pastore, proprio sbagliato, oppure viceversa. Lei dice pastore, o lui dice non dovevo sposare quella lì perché... E ci troviamo ancora come alla Genesi, che alla Genesi Adamo vede Eva e gli dice che bella, meraviglioso. Dopo un po' dice Signore tu me l'hai data, è colpa mia. Cioè, mica è colpa mia che ho peccato, è lei che ha sbagliato, non sono stato io, no? E quindi ce la prendiamo poi col Signore. Succede ancora così perché è un ciclo, no, la vita, che noi continuiamo a fare gli errori che hanno fatto i nostri progenitori. Purtroppo è così. E quindi la cosa è che lui vede guardando, e quante volte noi guardiamo le cose che ci sembrano apparentemente cose buone, scelte giuste. Fare questo. Avete mai fatto una scelta e poi ve ne siete pentiti per la scelta che avete fatto? Vi è mai capitato? È successo. E ne paghiamo le conseguenze delle scelte che abbiamo fatto. Siete d'accordo o no? Paghiamo le conseguenze delle scelte. E purtroppo ci sono cose che possiamo riprendere e cose che non possiamo riprendere più. Come anche, guardate, voi sapete sono un pastore, io le cose le devo dire. Scegliere il marito, scegliere la moglie, scegliere il compagno della vita, non è come andare a comprare un'auto. Che male che vada, la macchina non ti piace più, la cambi. Tu non puoi cambiare tua moglie. Tu non puoi cambiare tuo marito. E se ti illudi che lui si cambia, se non lo fa il Signore, non lo fa nessuno. Ma ancora, pur camminando nelle vie del Signore, ci sono mariti, moglie che hanno ancora il loro carattere e si fa fatica a cambiare quel carattere. E quindi che cosa c'è? La convivenza. Questa è la convivenza nel matrimonio, la convivenza, perché tu convivi con l'altra persona e la conosci. Nel momento in cui viene a casa tua, la conosci. Che vive con te, la conosci. Conosci quando... Vabbè, questo non lo dico. Schiaccia il dentifricio, no? Volevo dire altre cose. Lascia tutte le cose, oppure un po' le scarpe di qua, le cose di là. Se uno è sistemato, dice, mamma mia, adesso ho portato a casa. Diceva Alberto Sordi, mi ricordo che diceva, io non porterò mai una sconosciuta a casa mia. Mi sveglio a fianco e dico, chi è questa? È sconosciuta, non la conosco. Dice, no, non la porterò. Noi dobbiamo conoscerli. Nessuno ti vieta di conoscere qualcuno. Nessuno ti vieta, sto parlando ai giovani, nessuno ti vieta di stare vicino 1 anno, 2 anni a conoscere una persona, ma nel momento in cui decidi di sposarti, quello è l'anticamera del matrimonio. Quello diventerà tua moglie, diventerà tuo marito, diventerà il papà dei tuoi figli. E la domanda che tu ti devi porre è importante. Quest'uomo che io ho vicino a me può essere il padre dei miei figli? Questa donna che ho al mio fianco può essere la mamma dei miei figli? È importante questo. Per i figli di Dio la prima cosa che fanno, vanno al Signore per dire Signore, è questa la compagna della mia vita? È questa quello che tu hai preparato per me? Io so che ci sono tanti matrimoni purtroppo scoppiati, matrimoni, separazioni, divorzi, situazioni che magari sono stati traditi, feriti, ci sono situazioni difficili, però io voglio dirvi questo questa mattina. Dio ha creato il matrimonio e Lui vuole benedire la casa, vuole benedire la famiglia, vuole che la famiglia cammini unita. La prima istituzione nella società è la famiglia. Se la famiglia non funziona la società. È inutile.
Se il papà e la mamma, noi tante volte vediamo che tante mamme hanno dovuto fare da padre e da madre, e viceversa, più delle volte ancora, non in tutti i casi, ma a volte anche il papà ha dovuto fare anche da mamma, perché il lavoro, l'impegno, perché oggi lavoro sia la donna che l'uomo, quindi è impegnativo. Viviamo in una società, in una situazione dove si delega anche gli insegnamenti agli altri e vediamo i ragazzi a scuola quello che succede, quello che sta succedendo. Proverbi, capitolo 16, versetto 25, dice: c'è una via che all'uomo sembra dritto, ma la sua fine sfocia in via di morte. Bello quel posto, bello quel luogo, lì farò la mia casa, lì mi costruirò la mia casa, lì farò questo, lì farò quest'altro. Sapete cosa facevano Isacco, Giacobbe, quando loro erano dei viaggiatori, no? Viaggiavano, si spostavano, erano dei zingari. Ma loro cosa facevano prima di piantare le tende? Loro scavavano delle bue dei fossi per vedere se c'era acqua. Quando tu ti sposti in qualche altra parte, la prima cosa non è il posto di lavoro, è vedere se lì c'è una chiesa, c'è acqua dove tu puoi bere, c'è il posto dove tu puoi dissetarti, dove puoi mangiare, dove puoi bere, perché quello è importante, non sono i schei importanti. Importante è la parola di Dio, importante è dove far crescere i tuoi figli. Venire in chiesa, farli crescere nella comunità dove c'è la presenza di Dio, perché lì ha ordinato che ci sia la benedizione e la vita eterna, il Signore. È importante. Lot è il giusto che fa scelte sbagliate. La parola di Dio dice il giusto Lot in ebrei. Eppure Lot fa una scelta sbagliata e ne paga le conseguenze. Quali sono le conseguenze di Lot? Le sappiamo, le conosciamo bene. Innanzitutto sua moglie diventa statua di sale. La moglie è stata con Abramo, ha visto la benedizione di Abramo, ha visto quando Abramo faceva sacrifici, innalzava olocausti al Signore, altari, preparava ogni cosa, ha visto in tutto ciò. E io so che i figli dei credenti come me viviamo in una casa, abbiamo vissuto in una casa dove abbiamo visto i genitori con la benedizione di Dio sulla loro vita, però ci siamo abituati a questo. E Lot cosa fa? Si sceglie un posto e la scrittura ci dice, guardate, fino al versetto 13 per favore. Cosa abbiamo letto prima? Il 10? Ok. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo divorò nel paese di Canaan e Lot abitò nella città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Che cosa sta dicendo? Ha iniziato a piantare le sue tende. Qui, ok, poi qui, ok, poi qui, ok. E dove è arrivato? È arrivato a Sodoma, perché questo è quello che succede nella tua vita quando ti sposti dal posto dove Dio ti ha chiamato a stare. Ti inizi a spostare, ti inizi a spostare, ti inizi a spostare, fino a quando arrivi a Sodoma. E Sodoma sappiamo tutti. Cos'era Sodoma? Lo conosciamo cos'era Sodoma? Sodoma era un luogo di perdizione, era un luogo dove non c'era più distinzione fra uomo e donna, dove c'erano rapporti tra uomini e uomini, donne e donne. Vi ricordate che cosa avvenne? Dio, perché Abramo iniziò a pregare per Sodoma, perché sapeva che c'era suo nipote lì, e iniziò a pregare affinché Dio potesse intervenire. Ma Dio aveva dato già un mandato. Ma lui si mette a pregare. E Dio cosa fa? Dio manda 2 angeli. Gloria a Dio per le preghiere. Gloria a Dio per le preghiere. Anche per i nostri figli che magari non stanno più camminando nelle vie del Signore, non smettere mai di pregare. Finché sei in vita non smettere mai di pregare. Mai. Fino a quando il Signore ti chiamerà. Continua a pregare, non ti preoccupare, Dio ha i suoi tempi. E allora cosa avviene? Avviene che Lot viene salvato proprio da questi 2 angeli, li tirano fuori, perché loro vogliono abusare di questi 2 angeli. Chi sono questi che vengono in casa tua? Facceli conoscere.
Volevano abusare di due angeli, 2 uomini, Sodoma e Gomorra. Vedi, io non so voi, ma io credo che noi stiamo vivendo in dei tempi molto difficili, Noi abbiamo ragazzine 11-12 anni che hanno già avuto rapporti sessuali. Ci sono ragazze a 13 anni, 14 anni che sono incinte, che aspettano figli. Hanno provato già di tutto. Situazioni veramente incredibili. Io ho Vincenzo, il pastore di Napoli, che è l'adolescenza estrema, che fra l'altro lo dovremmo avere anche in mezzo a noi. Stiamo preparando, vogliamo preparare qualcosa proprio per fare una campagna evangelistica per gli adolescenti. Lui va nelle scuole, centinaia di ragazzi, migliaia di ragazzi che piangono l'uno con l'altro, che c'è questo bullismo e autolesionismo. Non so se avete sentito, ma qui vicino mi è stato detto, proprio vicino a noi, una ragazza di 14 anni si è uccisa, si è tolto la vita, si è suicidata per il bullismo e ascoltava cose sataniche, vedeva cose sataniche. È stata, da quello che lei vedeva, e poi è stata anche contattata. Adesso c'è ovviamente ricerche, cose, ma ci sono situazioni difficili. Basta andare nelle scuole vicino a noi. Qui vicino c'è una scuola dove i gedeoni sono andati a distribuire i Nuovi Testamenti. Entrano ragazzi con il crocifisso al contrario, con le stelle sataniche, entrano a scuola. Li vediamo vicino a noi. È quello che io sempre dico e mi domando e chiedo: Signore, aiutaci, perché come Chiesa noi dovremmo uscire nelle piazze e gridare che Gesù libera, che Gesù sana, che Gesù guarisce. Noi siamo luce e sale della terra. Non ci ha detto di restare in 4 mura, non ci ha detto di farci chiese, non è scritto da nessuna parte di farci locale di chiesa. Il Signore non ha creato il locale di chiesa, ma noi cerchiamo di abbellire sempre di più i locali di chiesa per farli accomodare, per stare comodi la domenica. Soprattutto la domenica, il caldo, stare bene, aumentare la strumentazione, aumentare le casse per sentire bene, i microfoni, i professionisti, e la gente fuori muore. Ma Dio ci ha chiamato ad uscire, a gridare. Gesù è vivente. Ieri ho sentito la testimonianza di uno della chiesa di Gennaro, ha testimoniato a Napoli, questa persona è stato invitato, è pieno di tatuaggi tutto il viso, e lui era stato a un certo punto, vede questa tenda che era lì presente, è entrato in questa tenda e lo Spirito Santo l'ha preso con potenza, liberato dalla droga, dalla tossicodipendenza, da un giorno all'altro non ha avuto più bisogno e ha detto: il Signore mi ha guarito, adesso lui guida ed è lui responsabile di loro per evangelizzare. E Gennaro diceva: abbiamo visto e stiamo vedendo l'opera di Dio, e sta dicendo la Chiesa ha bisogno dei Giosuè, non ha più bisogno dei Mosè, ci sono i Giosuè oggi che devono uscire nelle strade, nelle piazze, a gridare. Non accontentarsi di fare un culto alla domenica. Lot perde sua moglie per aver fatto una scelta sbagliata. L'angelo gli disse di non voltarsi indietro, ma lei voleva vedere la sua vecchia vita. Si è girata indietro. Stamattina voglio dirti questo da parte del Signore. Dio ti ha chiamato a guardare avanti, non girarti mai indietro, non vantarti mai di quello che eri, piuttosto vergogniamoci di quello che eravamo. Che a volte ho sentito alcune testimonianze, oppure parlare: ma sai, io ero uno, io così, io. Vergogniamoci di quello che eravamo. Oggi siamo nuove creature in Cristo Gesù. La nostra vita è cambiata, è trasformata. Lui l'ha cambiata, l'ha trasformata. Non ci appartiene più quella vecchia vita. Possiamo testimoniare sì di quello che eravamo, ma di oggi chi siamo in Cristo Gesù. Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E Paolo ha perseguitato i credenti. Stefano ha firmato, il primo martire ha firmato Stefano la morte di Paolo, la morte di Stefano, perché perseguitava la Chiesa e si è incontrato con Gesù. Le promesse che l'Eterno aveva fatto ad Abramo rimasero bloccate fino a che si separò con Lot. Lui, vi ricordate le promesse che gli fece? Dio fece delle promesse ad Abramo. Genesi
capitolo 13, 14 e 15. Genesi, capitolo 13, versetto 14 e 15. L'Eterno disse ad Abramo, cosa leggete? Fermiamoci a dopo che Lot si è separato. Dio cosa gli aveva detto? Esci fuori dal tuo parentato, io ti darò, io farò. Se voi leggete, andate a vedere, capitoli precedenti, non c'è più la benedizione su Abramo, perché si era portato dietro Lot. E le conseguenze dei pastori che avevano litigato, che avevano fatto storie fra di loro e cose. Noi se non ascoltiamo la voce di Dio e non decidiamo di fare quello che il Signore ci ha chiamato a fare, ci troveremo in mezzo ai problemi. E se non stiamo ricevendo qualcosa è perché non abbiamo dato ascolto a quello che Dio ci ha detto di fare. E ne paghiamo le conseguenze delle scelte che facciamo. Quindi a un certo punto non c'è più la benedizione che Dio aveva dato sulla progenie di Lot, su lui in modo particolare. Ma quando si separa da Lot, quando Lot prende la sua strada, il Signore parla con Abramo e gli dice, l'Eterno disse ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora i tuoi occhi e miri dal luogo dove sei, a nord, al sud, a est e a ovest, poiché tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza. Lo darò a te e alla tua discendenza. Se voi vedete i versetti precedenti, solo per questione di tempo, non dice più lo darò a te, finché Lot era con lui. Ma appena si separò. Ascolta bene quello che voglio dirti. La mia esperienza, a volte non capisco perché il Signore ci toglie qualcosa. Non comprendo. E a volte mi fa anche male. Dico, Signore, perché? Ma Dio sa. Dio non ti toglierà mai quello che fa bene a te. Mai. Tu toglieresti qualcosa ai tuoi figli che gli fa del bene? No. Però prova a togliergli il computer. Prova a togliergli l'iPad. Prova a togliergli il telefonino. Avete visto alcune filmati? Cosa è successo quando un genitore gli ha tolto un telefonino? Hanno spaccato la casa. Hanno distrutto la casa. No, questo non me lo tolgo. Gli faceva bene avere il telefonino? Forse sì. Serviva per rintracciarlo? Ma forse i genitori hanno visto che guardavano cose che non dovevano vedere. E gli hanno tolto il telefonino. Era giusto o non era giusto? Era giusto. È giusto o non è giusto se un ragazzo passa delle ore davanti al computer? E togliergli il computer. È giusto o non è giusto? Fratelli, noi siamo responsabili dei nostri figli. Dio ce l'ha donati e noi abbiamo una responsabilità. Come sacerdoti nella nostra casa abbiamo una responsabilità. Ascoltate bene, dice inculca nella testa del fanciullo, non dell'adulto. Del fanciullo vuol dire che fino a lui è adolescente. Io sono responsabile di mio figlio. Vedi se tuo figlio combina qualcosa, la polizia cosa fa? Viene da te. Che sei genitore. E te la fa pagare a te. Perché l'ha fatto un minorenne. Non era capace di capire, di comprendere. Abbiamo una grande responsabilità. Fratelli, ritorniamo agli insegnamenti dottrinali della parola di Dio. Facciamo le scelte giuste. Lot era giusto, ma faceva scelte sbagliate. Quindi vuol dire che la tua giustizia non è detto che fai giuste scelte. Puoi fare scelte sbagliate. E io ne ho viste di scelte sbagliate. Ho visto matrimoni falliti. A qualcuno gliel'ho detto. Ho detto, guarda, voi mi chiedete di sposarvi, ma io non vedo che fra di voi siete proprio due mondi opposti. Uno la pensa in un modo, un'altra la pensa in un altro modo. Ho avuto, non ricordo adesso quanti matrimoni ho celebrato, non ricordo. Però su 25-26 matrimoni, non ricordo il numero che siamo, non lo ricordo, ci sono stati 2 che hanno falliti. E sono quelli che io avevo detto, guardate, io vedo proprio che siete opposti.
sono falliti. Le scelte che noi facciamo, fratelli, qualsiasi scelta che noi dobbiamo fare, dobbiamo pregare il Signore. Giovedì il fratello Romeo ci ha parlato proprio della volontà di Dio. Seguire la volontà di Dio. E Davide, quando tornò da una guerra, tornò nel suo paese, videro che le mogli, i bambini furono rapiti, furono portati via, saccheggiati. Davide, che era potente in guerra, era forte, Davide cosa fa, dice la parola di Dio? Innanzitutto Davide si fortificò nel Signore, perché gli uomini che lui aveva portato in guerra lo volevano uccidere. Dice, tu ci hai portato in guerra, però guarda, non abbiamo più le nostre mogli. Davide va dal Signore, si fortifica nel Signore. E poi Davide chiede al Signore, Signore, devo correre dietro a loro? Devo prendermeli? Stiamo parlando di uno dei più grandi condottieri. Sta chiedendo al Signore, Signore, devo fare questo? E il Signore gli dice, va, fallo. 2 volte glielo chiede. Signore, devo proprio andare? Ora la mia domanda è questa. Quanti di voi chiedono al Signore prima di fare qualcosa? Quanti di voi pregano prima di fare qualcosa? O abbiamo il Signore solo perché il Signore mi aiuterà se non funziona? Lui lo fa, l'ha sempre fatto, è un Dio pieno d'amore e di compassione. Grande è il nostro Dio. L'amore che il Signore ha è imparagonabile, perché ci va a togliere proprio da mezzo ai problemi che ci siamo andati a mettere noi. Ma se l'avessimo consultato prima e se avessimo aspettato, non sarebbe andato meglio la cosa secondo voi? Sapete, l'ho raccontato già questo, ma voglio darvi per esempio. Molti anni fa la Chiesa era molto più numerosa da adesso, avevamo tanti fratelli, poi venne il periodo in cui i nostri fratelli extracomunitari si sono spostati, sono andati via, altri sono ritornati al sud, perché comunque avevamo una Chiesa più numerosa. E c'era una ragazza brasiliana, bella ragazza. Le sorelle brasiliane, perdonatemi le sorelle, ma sono formose, sono proprio una cosa. E allora questa sorella veniva la domenica mattina in chiesa scollata, era d'estate, era tutta scollata, con pantalone attillatissimo, stretto. E allora mi dicevo sempre, devo dirgli qualcosa. Presentarsi così in chiesa mi sembra un po', sai, a volte. E allora ho cercato in qualche modo però il Signore non me lo permetteva. Cioè io a volte, anche quando stavo per andare, c'è sempre qualcuno che mi diceva, ma proprio devo dirti qualcosa, mi bloccava, e lei se n'è andata. È successo quasi per un mese questo. Lei veniva sempre la domenica mattina, a volte si sedeva, metteva la veste in una gomma, e io dicevo, ma che cosina devo dirgli, ma come, Signore, in che modo? Una domenica mattina la vedo entrare, era vestita, un vestitino lungo, bellissimo. Vado vicino e gli dico, mamma mia che bella che sei stamattina. Ho detto, ma come sei vestita bene così? Pastore, il Signore mi ha detto che come venivo in chiesa non andava bene. Ah, davvero? Ho detto io. Sì, mi sono girato. Oh, perché se lo facevo io, forse facevo un danno. Forse non veniva più. Ma l'ha fatto il Signore. Perché Lui è il Signore della Chiesa. Lui è il Signore della Chiesa. Ma sai, pastore, dovresti vedere. Ma guarda a te. Tieni gli occhi chiusi quando prega. Non vedi niente. A meno che non sei cioè vedi anche con gli occhi chiusi, allora lì. Ma tieni gli occhi chiusi, non girarti a guardare a destra, a sinistra. Siamo qui per lodare il Signore e dire, Signore, visitami. Signore, togli da me tutto quello che non glorifica il tuo nome. Lavami con l'issapo e sarò più bianco che neve. A me, Signore. No, Signore, questo e quell'altro. Signore, aiutaci.
Abbiamo bisogno di fare delle scelte. E allora voglio dirvi adesso, quando finisce, Giosuè dice al popolo: scegliete oggi a chi volete servire, perché scegliere il Signore vuol dire fare la sua volontà. Scegliere il Signore vuol dire ubbidire alla sua voce. Allora dice: scegliete oggi a chi volete servire. Perché scegliete oggi? Perché il domani non ti appartiene. Oggi devi scegliere. Scegliete oggi a chi volete servire. Quando noi diciamo di servire il Signore, vuol dire che noi siamo servi di Cristo, apparteniamo a Cristo e serviamo il Signore. E questa mattina la mia domanda è: chi scegli tu? Qual è la tua scelta questa mattina? Ma io l'ho scelto 20 anni fa, no. Oggi. Decidete oggi a chi volete servire. È un messaggio per oggi, per questa mattina, per la tua vita. Questa mattina loro hanno fatto una scelta, hanno deciso di presentare il loro bambino al Signore. È una scelta, perché hanno in cuore che i loro figli crescano nelle vie del Signore. E quello che loro devono fare è essere di testimonianza ai bambini, ai figli, che è la cosa più importante che tu puoi fare. Voglio dirti questo e concludo. Ascolta bene. Scegli di benedire e sarai benedetto. Scegli di aiutare e sarai aiutato. Scegli di perdonare e sarai perdonato. Scegli di umiliarti davanti al Signore ed Egli ti innalzerà. Sono scelte nella nostra vita che Dio ci chiama ogni mattina a fare una scelta. Siete d'accordo oppure no? Già quando apri l'armadio dici: come mi metto stamattina? Fai una scelta, è vero o no? Fai una scelta se ti lavi o non ti lavi, è una scelta anche quella. Ma gli altri lo sentono. Scegli di benedire con le finanze che Dio ti ha dato. È una scelta. È una scelta con il cuore. Non è imposizione, è una scelta del tuo cuore. Dio guarda il cuore. Dio ha guardato quella vedova che non aveva, ha offerto tutto quello che aveva. E Dio l'ha lodato. Ha detto: lei è stata lodata. Scegli questa mattina. E la mia preghiera è questa per ognuno di noi. Signore, aiutaci a fare le scelte giuste. Signore, aiutaci a sceglierti ogni giorno, a scegliere per te. Costi quel che costi, Signore. Anche se il prezzo è alto, io voglio scegliere te. Scegli di venire alla presenza del Signore. Scegli, magari evita qualcosa, magari soffri qualcosa, magari la sera: ma io andrei a letto. Vieni quando stiamo pregando, vieni alla presenza del Signore, scegli. Dio benedice le scelte. Dio ti benedice. E magari quel sonno che tu pensi di recuperare, Dio te lo darà. Sarai più forte di prima, quando vieni alla presenza del Signore. Scegli di camminare nelle sue vie, anche se non vedi quello che Dio ti ha promesso. Scegli, perché Dio è fedele. Amen, alziamoci. Gloria a Dio, alleluia, gloria al tuo nome. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina per la tua parola. Signore, perdonaci quante volte abbiamo fatto delle scelte senza consultarti, nemmeno neanche senza pensarci. Perdonaci quando i nostri occhi hanno visto qualcosa che apparentemente per noi sembrava la terra promessa. Signore, perdonaci per quante volte, Signore, non ti abbiamo ascoltato. Ma questa mattina grazie per la tua parola, perché la tua parola è una luce, una lampada sul nostro piede, un cammino, sul nostro cammino. Signore, questa mattina fa che questa parola possa aver toccato i nostri cuori, per far sì che noi possiamo riflettere. E forse qualcuno in mezzo a noi che deve fare una scelta, che ti sta chiedendo, Signore, che possa aspettare la risposta che arriva da te, perché tu sei un Dio che parla, sei un Dio vivente, non sei morto. Signore, grazie per quante volte ci hai tirato fuori dalle scelte sbagliate. E Signore, fa che quelle scelte sbagliate di cui noi ci siamo trovati, possiamo trovare ristoro ai tuoi piedi, possiamo trovare pace ai tuoi piedi.
Signore, grazie per questo giorno, grazie per questo culto. Signore, accompagni i nostri fratelli che fanno strada per arrivare qui, che possono riflettere questo messaggio durante il ritorno e che possiamo essere di benedizione. Benedici i nostri fratelli che sono a casa, coloro che non sono potuti venire, per quanti ci stanno seguendo. Signore, benedicili, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona domenica, fratelli. Dio ci benedica.